Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi proseguiamo l'argomento della programmazione del subconscio. Come abbiamo visto finora, abbiamo imparato cos'è il subconscio, abbiamo imparato come creare un collegamento e una collaborazione con il subconscio, abbiamo imparato successivamente come programmarlo positivamente per tutto quello che sono gli ambiti della nostra esistenza in modo, diciamo, generalizzato. Adesso invece vediamo come usare la programmazione del subconscio per alcune situazioni particolari e per obiettivi mirati. Infatti il nostro subconscio è senza dubbio un alleato fortissimo, molto importante, che ci permette di attingere a delle risorse che normalmente sono addormentate o sconosciute, nel senso che noi agiamo da un punto di vista quasi meccanicizzato, andando, come si suol dire, col pilota automatico, perché ormai crediamo di avere una determinata personalità e una determinata serie di predisposizioni e capacità. In realtà dentro di noi si nasconde un potenziale pressoché illimitato a cui, se sappiamo come andare ad attingere, possiamo appunto rifarci e modificare anche aspetti della nostra personalità. Perché è così importante agire sul nostro subconscio? Intanto va chiarito che, come ho detto anche in altre occasioni, che nel subconscio appunto si raccoglie un po' tutto quello che è non solo uno stimolo esterno, ma anche uno stimolo interno, vale a dire che raccogliamo tutto quello che ci viene imposto, insegnato come reale, come autentico, come veritiero, anche se magari non lo è, perciò raccogliamo gli stimoli esteriori, ma raccogliamo anche ciò che noi ci raccontiamo di noi stessi, fino a costruire un'immagine non solo del mondo esteriore, ma anche di noi, del mondo interiore. Il subconscio dunque poi procederà a oggettivare questo genere, questa serie di convinzioni e renderle vere nella nostra realtà, nel nostro quotidiano. Non solo, nel nostro subconscio sono scritte anche tutte le esperienze che oggi fanno di noi le persone che siamo. Dunque tutte le sofferenze, ma anche i momenti di gioia, sono tutti archiviati lì. C'è un grandissimo archivio, diciamo così, che appunto è consultabile e continua a lavorare per noi. Immaginiamo ad esempio tutte le volte in cui ci si ripresenta una determinata situazione e attraverso appunto le modalità inserite all'interno del nostro subconscio, nel nostro archivio, noi agiremo di conseguenza, perché immediatamente la mente andrà a ricercare cosa è successo in una determinata situazione, perciò riemergeranno tutta una serie di impressioni, compreso gli odori, compreso determinate canzoni, e torneranno a galla e ci permetteranno, ci daranno dei dati per reagire nella nuova situazione, che appunto a una prima indagine è sembrata simile a una situazione precedente. Quando appunto c'è una situazione che il nostro cervello riesce a catalogare come già vissuta o simile a qualcos'altro, già appunto esperita, ci darà una serie di informazioni e di stimoli su come reagire alla nuova occasione. Invece, se l'occasione è nuova, se la cosa si presenta per la prima volta, verrà fatto appunto un lavoro di indagine e verranno sovrapposte più esperienze fino a dare una specie di risultato nuovo con informazioni vecchie. Cioè il nostro cervello comunque cercherà delle risposte che si avvicinano il più possibile a quello che in quel momento interpreta come reale. Allora veniamo dunque al perché possiamo intervenire in questo senso. Tanto per cominciare perché molte delle reazioni
o delle azioni che noi mettiamo in atto o che noi eh, eh, utilizziamo appunto in risposta a determinati stimoli, in passato probabilmente non ci hanno condotto positivamente o non ci hanno dato degli esiti favorevoli. Oppure certe nostre componenti caratteriali hanno creato più ostacoli che vantaggi ed è il motivo per cui è importantissimo fare un lavoro di auto-osservazione e dunque porre poi rimedio. Facciamo un esempio a questo punto, un esempio pratico. Ammettiamo che in una determinata circostanza emerga quasi sempre uno stesso atteggiamento. Per esempio, nel momento in cui ci sentiamo magari minacciati o ci preoccupiamo, per esempio, nei confronti di una determinata relazione e percepiamo appunto un disagio o un'insicurezza, magari siamo portati a esasperare le cose. Faccio un esempio che è comunque molto comune, sono moltissime le persone che quando percepiscono un clima di insicurezza o che poi, attenzione, l'insicurezza non è detto che sia reale, è probabile che sia una condizione psicologica di quel momento, cioè quella persona che non avrebbe assolutamente motivo di dubitare del suo ruolo o della sua importanza nei confronti, per esempio, del proprio partner, però ha delle fragilità, delle insicurezze sue che lo portano a tirare fuori magari degli aspetti poco positivi, poco piacevoli e che involontariamente, invece di avvicinare il partner, lo allontana. Dunque dobbiamo intanto capire da cosa proviene, qual è la prima volta in cui abbiamo immagazzinato quella situazione e abbiamo reagito in un determinato modo. Ma se anche non dovessimo riagganciarci a quella prima esperienza e poter dunque modificare attraverso l'esercizio dei colori che ho già spiegato anche altrove, noi possiamo comunque sempre agire con la programmazione del subconscio. Ad esempio, se ci rendiamo conto che il problema riguarda non tanto la nostra relazione con la persona, che comunque viene lì a mostrarci determinate dinamiche per permettere a queste dinamiche di riaffiorare, emergere ed essere corrette e rilasciate. Ma non sempre siamo consapevoli dell'importanza di queste situazioni, anzi le viviamo con frustrazione, le viviamo come un'ingiustizia, le viviamo come un problema, mentre vengono sempre, al contrario, dobbiamo imparare a essere in grado di sfruttare ogni occasione per la nostra crescita e dunque comprendere che queste situazioni di attrito e di dissonanza vengono per aiutarci a liberarcene. Se appunto si crea una situazione in cui non stiamo bene, non cerchiamo i responsabili al di fuori di noi, ma cerchiamo il perché, che cosa turba veramente noi, il nostro ego, qual è la vera causa nascosta dietro quel pretesto. D'accordo? Quello che in quel momento può sembrare responsabilità di un altro, in realtà magari l'altra persona sta agendo assolutamente senza una cattiveria oppure senza un secondo fine, ma noi, proprio perché siamo bruscati o comunque abbiamo immagazzinato in qualche modo una determinata reazione o determinate impressioni, reagiamo in modo errato. Dunque cerchiamo di capire cosa ci fa reagire, perché, qual è la vera causa? È una mancanza di fiducia in noi stessi? È un senso di disvalore? Ecco, allora dobbiamo intervenire con la programmazione del subconscio per correggere questa cosa. Se non abbiamo abbastanza sicurezza in noi stessi, noi faremo esattamente il lavoro opposto. Programmeremo il nostro subconscio affinché ci insegni e ci manifesti la sicurezza in noi stessi. E dunque cominceremo una serie di ripetizioni per un tot di giorni fino a quando non cominceremo a vedere qualche esito, qualche risultato più favorevole. Ho fatto un esempio, spero chiaro, ma è uno
di tantissimi modi o opportunità che possiamo appunto mettere in atto come strategia per correggere il nostro ego, per portare in equilibrio la nostra personalità. Potete capire che il potenziale di questa tecnica è assolutamente immenso e che per migliorare la nostra vita non abbiamo che da prenderci le nostre responsabilità, osservarci e fare ammenda laddove è possibile e correggerci. È inutile, assolutamente inutile per quello che riguarda il lavoro su noi stessi, la pratica magica e la correzione, andare a cercare i responsabili fuori di noi. Dobbiamo guardare noi stessi e agire su questo livello, cioè su di noi, sulla nostra personalità. E non dico che dall'oggi al domani spariranno tutti i dolori, ma sicuramente messi di fronte a delle nuove occasioni di prova, agiremo in modi nuovi, perché avremo insegnato al nostro subconscio nuove strategie, nuove convinzioni, nuove cose di noi stessi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Per quello che riguarda appunto la tecnica da utilizzare, io l'ho indicata già in altri video. Vi consiglio appunto di guardarli così da farvi un quadro più ampio e più dettagliato della tecnica e dell'argomento del subconscio. Vi ringrazio a tutti, vi ringrazio e vi aspetto per la prossima condivisione. A presto, un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.